Ma non lo so, comunque l'essere divisivo non è una cosa negativa. Essere divisivi vuol dire avere delle posizioni chiare, delle posizioni che non accontentano tutte, e tutte le posizioni che diciamo implicano una scelta probabilmente accontentano qualcuno e scontentano qualcun altro. Quindi non mi preoccupo di questo appellativo che mi è stato dato. Spero però che, diciamo, la divisione porti sempre più gente dalla mia parte, no? Che quelli che sono scontenti siano sempre la minoranza. Ecco, il referendum, cittadinanza è uno dei temi caldi, diciamo, sul tavolo di Meloni. Lei cosa ne pensa? Ma dobbiamo ancora parlarne dopo una batosta e una sconfitta insindacabile della sinistra, di tutti i promotori di questo referendum. Non penso che sia il caso di stare ancora a discutere su numeri, numerelli e numerini. Gli italiani hanno detto no, non vogliamo la cittadinanza facile, vogliamo difendere l'identità italiana, vogliamo che la cittadinanza la si dia solamente a chi lo merita, a chi si integra, a chi ha un amore viscerale per questa patria, a chi ne integra le tradizioni, le radici, la cultura, i costumi e dimostra di essere un vero italiano. Terzo mandato, c'è stata una lieve apertura, lei cosa ne pensa? Ma io penso sempre, guardi, per me i mandati possono essere da 1 a n con n grande piacere, non ho mai avuto dei problemi. Penso che la volontà popolare e la sovranità popolare vada rispettata, ma sono altrettanto favorevole al rispetto delle regole. Se c'era una regola che stabiliva il secondo mandato e non va più bene, è giusto cambiarla. Sembra solamente strano che lo si faccia sotto le elezioni, perché sembrerebbe un provvedimento ad personam. Però ripeto, nessun problema su quanti mandati si vogliano avere, giusto che la scelta risieda sempre nelle mani degli elettori, e se questa regola che è stata fatta anni fa non funziona più, cambiamola, però cambiamola nei tempi e nei modi che siano i più opportuni. Parlando di programmi, 3 cose che metterebbe sul tavolo di Meloni oggi. Ma intanto la sicurezza, lo sviluppo, la ricchezza, il lavoro, queste sono le preoccupazioni principali degli italiani. Noi viviamo in un paese che sta diventando sempre più insicuro, abbiamo le persone che non hanno più la facoltà di uscire di casa, di frequentare una stazione ferroviaria, di andare per la strada. Ci siamo riempiti di sistemi di allarme, ci siamo riempiti di inferriata alle finestre, di portoni blindati. Non andiamo più nei mezzi pubblici perché abbiamo paura di essere molestati. Quindi questo è un fattore estremamente importante che è collegato intimamente all'immigrazione clandestina. L'8,5% degli stranieri in Italia produce il 50% dei furti e delle rapine. Quindi sono numeri forniti dal Ministero dell'Interno e noi dobbiamo correre ai ripari. Lei si immagini un'Italia sicura. Sarebbe il centro di attrazione di capitali, di persone, di imprese, e diventerebbe uno dei paradisi terrestri. Risolto il problema della sicurezza in Italia, noi risolveremmo il 90% degli altri problemi.